Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietta Veneziana. Oggi parleremo di quelle persone che di notte si rendono conto, che hanno dei disturbi, fatti più che altro provocati più che altro da entità, da forze indipendenti dalla loro volontà. Praticamente gente che viaggia in astrale, parassiti astrali, vampiri eterici, insomma tutto quel guazzabuglio di entità, fantasmi anche, che a un certo punto rendono il vostro sonno veramente difficile. Ma prima di iniziare, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di The Guard, al canale vostro Marietto Veneziano, così vi fate anche un regalo per Capodanno, di venirci a trovare nei nostri gruppi social e di praticamente scaricare gli ebook gratuiti in cui anche i circuiti che metterò a video dopo per fare questi passaggi di protezione si trovano nel sito capitano.altavista.org. I link sono sotto qui in descrizione. Hanno già scaricato più o meno 150.000 ebook, quindi Marietto ha già regalato all'umanità più o meno 2 milioni di circuiti radionici quadranti radiostesici in meno di 5 anni e mezzo più o meno, no? Bene, detto tutto, vi ricordo che nel sito capitano.altavista.org, se volete, c'è anche una sezione, come si suol dire, a pagamento per dei servizi che il Legame Marietto Veneziano mettono a disposizione di chi vuole approfittare. Bene, i link sono tutti qui sotto in descrizione, anche nei social, dove posto anche questi circuiti gratuiti. Bene, quindi la prima cosa che bisogna capire è se si è attaccati, no? Da entità e quant'altro. Allora si prende questo circuito, scusate, questo quadrante radiostesico del sì e del no, si prende un pendolino. Ci sono persone giustamente che mi hanno fatto la domanda: e se non ho il pendolino? Allora, per un pendolino si intende qualsiasi cosa che abbia un filo, potrebbe essere un bottone, una spilla, qualsiasi cosa che faccia tensione, no? E che voi potete utilizzare. Io per tanti anni ho usato un filo di spago sassolino, funzionava benissimo, no? Quindi non dovete preoccuparvi se non avete la possibilità economica di comprarvi un pendolino. Oggigiorno ci sono dei pendolini di ottima qualità a un prezzo accessibile. Pensate che 30-40 anni fa erano degli oggetti praticamente segreti, no? Era difficile trovarli in commercio, no? E chi li utilizzava senza far troppo rumore. Bene, allora, prima di tutto si fa sempre la domanda se bisogna attivare quelle cose che vi dico sì o no. E prima ancora, sempre, lo ripeto, sempre fare cerchi di fuoco vetto colorato. Se non sapete come fare, andate nel sito, no scusate, nel canale del vostro Marietto Veneziano e cercate la pillola come fare il cerchio di fuoco e l'ovetto colorato. Questa è la base della protezione, senza quella non muovete, lasciate stare. Bene, e poi dopo cosa si fa? Partiamo subito in quinta, difesa massima. Andate a cercare questo bellissimo circuito fatto da Giorgio Picchi, vedete? Questo è l'amore universale. Così, oltre ad avere praticamente l'ovetto colorato e cerchi di fuoco, vi mettete sopra come un testimone. Per testimone si intende una fotografia, un cappello vostro, uno scritto nome, cognome e data di nascita e lo posizionate qui. L'amore universale potete lasciarlo all'infinito, non ha un tempo, perché è vero che il corpo eterico si satura dopo, come si suol dire, un mese, ma l'amore universale non basta mai. Quindi lo lasciate qua. Questo lavoro potete farlo anche per un vostro conoscente. Se sentite che lui sente picchiare la porta tutte le sere, sente traballare qualcosa, si è reso conto che il computer si spegne e si accendono le luci a destra e a sinistra, se volete aiutarlo, fate un buon lavoro. Quindi ve lo ricordo, questo qui è un circuito che ha fatto Giorgio Picchi, che Marietto Veneziano l'ha rielaborato, potenziato. Infatti nei miei ebook sono potenziati con alcune caratteristiche in più, no? Delle funzionalità in più. Ciao Cristina. Grazie Cristina del saluto. Quindi questa è la base, questo lo potete usare con chiunque, no? Perché gli date amore universale. E vi ripeto una storia. Anni fa un gruppo misterico, quelli erano disgraziati, però dietro c'era un gruppo misterico, no? E un loro veggente
gli aveva detto che il marinetto un giorno avrebbe avuto dal picchi questo circuito qua. E loro volevano togliermelo, no? E questo vigente gli diceva a queste persone: ma voi siete così bassi che l'amore universale non lo potrete neanche mai vedere. Cioè, ci sono delle persone che questo circuito qua non dovete aver paura che ve lo rubino, se l'avete voi, perché sono così bassi a livello vibrazionale che chiaramente l'energia che emanano loro non li farà mai avvicinare a questo. Comunque voi vi mettete lì con una bella fotografia, voi, il vostro fidanzato, il vostro marito, potete mettere tutta la famiglia, figli, nipoti, tutto quello che tanto è amore universale, no? Indeterminato. Poi però qui bisogna passare alla parte dura, la parte un po' più solida, no? Che è questo circuito qui. Io l'ho visto in azione da piccolino, questo è un circuito un po' pericolosetto, cioè bisogna sempre utilizzarlo con discernimento. È per questo che vi ho detto di utilizzare col sì e col no. Cioè dovete valutare a, a monte, cioè all'inizio, prima di fare questa operazione, se dovete mettervi qui in centro, vedete in centro deve essere una fotografia piccolina in modo che non tocchi questi, questa è una sega, praticamente una sega eterica, e chiunque sia vicino a voi, no? Come si suol dire, quando voi siete dentro questo circuito, nel mondo astrale, io ho visto cosa fa, è come se venisse segato con delle motoseghe a livello vibrazionale. Chiaramente questo qui è un circuito che dovete tenere solamente in casi eccezionali, quando a un certo punto sentite che in casa sbattono le porte e quant'altro, eh. Qui dietro questa porta qui 20 anni fa c'erano di notte c'erano di quelle botte, no, che mi svegliavan, capite? Quindi, so di cosa parlo, no? E quindi questo qui massimo 1 mese però, chiedete al pendolino con il circuito, il quadrante radiostesico per il tempo, no, quanti giorni o coi numeri o quante ore, no, e quindi lo attivate e lo lasciate lì sopra in armadio e quant'altro, in un modo nascosto, perché è un circuito, veramente forte. Chissà cos'è, se la fa sotto quando lo vedi. Questo invece, ecco, lo ripeto, questo invece ce l'hanno donato, no, più o meno 10, 15 anni fa, forse anche di più, i sciamani del Sud America. Hanno fatto un sito con tantissimi circuiti molto particolari. Il vostro marietto andava a vedere, non capiva ancora cos'erano, sebbene me l'avessero fatto vedere da piccolino. Sul conscio poi me l'ha tirato fuori e ho capito cos'era, perché me l'ha fatto proprio vedere come funziona in astrale di noi. Bene cari amici, io ho detto tutto, se siete nuovi, iscrivetevi al canale, fatevi questo regalo per Capodanno. Vi ricordo anche l'altro circuito quadrante radiostesico che ho messo, il decano maledetto veneziano ha messo in opera per tutti. Questo qui lo potete scaricare o nel capitano.attivista.org nella sezione, come si suol dire, la sezione di circuiti radionici, quadranti radiostesici gratuiti, oppure nei gruppi di Face. Questo serve per rinforzare il campo eterico. Beh, dovete andare a vedere la pillola che ho fatto. Comunque è una novità di oggi e lo si trova gratuitamente. Bene, cari amici, grazie di avermi ascoltato e alla prossima e buone feste. Ah, mi dimenticavo di dire una cosa, che in questo anno ci hanno supportato la Laura Ciofini col suo gruppo, la Paola Chiarilli in modo importante, e anche la Milas con Telegram, che è stata praticamente una moderatrice importantissima, che ha dato, come si suol dire, un aiuto importante al gruppo a crescere, che prima o poi il legame veneziano, coadiuvati sempre da Milas, ritornerà in funzione. Bene cari amici, grazie di tutto e alla prossima, ciao.